Oggi per la Gaipa l'imprenditore pentastellato arrestato martedì scorso con l'accusa di estorsione, ultimo dei non eletti ad Agrigento alle scorse regionali, è il giorno dell'interrogatorio di garanzia per raccontare la sua versione dei fatti al GIP Stefano Zammuto. Si è difeso spiegando che nella registrazione, finita poi sul tavolo della squadra mobile e ritenuta prova regina dell'inchiesta, si riferiva a delle restituzioni di soldi sol perché aveva dato degli acconti. L'avvocato Petix, come da prassi, ha chiesto la revoca della misura cautelare. Adesso il PM5 ha 48 ore per avanzare la sua richiesta, poi toccherà al GIP Zammuto pronunciarsi. Ed a parlare oggi è anche Ivan Italia, attivista del Movimento 5 Stelle tra gli accusatori dell'imprenditore agrigentino, che a sua volta è accusato di voler danneggiare politicamente il componente di un'area avversaria. Se avessi voluto colpire la Gaipa avrei mandato almeno uno dei due audio a qualsiasi testata giornalistica ben prima delle elezioni. Spiega Italia, che aggiunge: queste registrazioni risalgono a gennaio, prima del mio licenziamento a febbraio. Le conversazioni le ho tenute solo per tenere una memoria dell'accaduto. Uno dei due audio si trovava in una chiavetta USB che tenevo come portachiavi dello scooter. Purtroppo l'ho perso e quindi il file può essere finito nelle mani di chiunque. Ed ancora, aggiunge Italia, leggo post di attivisti 5 Stelle che mi danno dell'infame. La cosa mi fa male, sia perché si tratta di persone con le quali ho condiviso un percorso politico, ma anche perché credo sia in contraddizione con lo spirito del movimento dire che sia sbagliato denunciare, ma per una o due persone che mi hanno detto queste cose ce n'è una moltitudine che mi incoraggia. Italia inoltre sostiene di aver visto solo ieri il testo, veicolato anche via WhatsApp, che accusava la Gaipa sul piano non solo politico ma anche penale. Un testo prodotto da un non meglio precisato vecchio attivista 5 Stelle che si aggiunge a un'altra mail inviata tramite piattaforma dei meetup dei Grillini di Agrigento che prendeva le distanze dalla candidatura dell'imprenditore. Ma è noto che ad Agrigento il clima è rovente, oggi più che mai, con le varie anime tra loro contrapposte l'una contro l'altra armate, mentre intanto il movimento regionale ancora una volta tace.